Poi arriva un brand iconico, per la gente della mia età in su, l'icona del Caballero, l'icona della libertà, l'icona per gente come molti di noi che venivano dalla campagna, no? L'icona, con cui siamo cresciuti, che è un'azienda che non va propriamente bene, che viene presa, che diciamo è sostanzialmente identifica un passato che non c'è più, ma ha in sé i germi, se vogliamo, gli elementi distintivi di un qualcosa che può avere un nuovo futuro. Fantic, certo. E quindi questa storia di successo, però poi siccome non è solo Fantic, magari se ci resta un po' di tempo, sono 17:46, diciamo che ci siamo dati 1 ora e 10 circa e quindi siamo in perfetto orario. Non so se avete già cominciato a dare qualche indicazione per quesiti, riflessioni che avete piacere di condividere, così li organizziamo e poi gestiamo al meglio anche la terza fase, il mitico terzo tempo, no? Che non è propriamente il terzo tempo del rugby, ma insomma lo facciamo diventare tale, e quindi se avete quesiti poi magari li anticipate, così ci organizziamo. Ecco, non c'è solo Fantic, volevo dire magari qualche minuto dedicato anche agli altri investimenti e al significato che hanno nell'economia della progettualità di V-Network. Prego. Beh, allora, uno dei soci, Mariano Roman, che in quel tempo aveva un altro lavoro in un altro settore, però proveniva dal settore delle moto, quindi insomma arrivava dalla Priglia, quel tipo di esperienza, però nel tempo aveva altre esperienze manageriali e in settori completamente diversi. Propone di acquisire il marchio Fantic Caballero, e partiamo nel 2014. La Fantic faceva 800.000 euro di fatturato, come già ricordavi, quindi era piccolissima, e in un certo senso un marchio storico del 68 che nel tempo era stato conservato da grandissimi amatori, era di un imprenditore di Treviso, però insomma non aveva una dimensione che insomma poteva forse meritare. Mariano propone, gli imprenditori ci stanno, non tutti, perché la regola del gioco è questa: noi proponiamo a tutti i partecipanti del network, chi ci crede investe, chi non ci crede alla fine può rimanerne fuori. Però chiaro il concetto? Nel modello di investimento il 10% è sempre di V-Network SPA, quindi tutti sono soci di tutto e quindi sono coinvolti. Detto questo, nella proposta partiamo con l'idea ovviamente che lui riesce a raccogliere con un team, un dream team, veramente in 4 gatti. Partiamo con la proposta nuova di biciclette elettriche, in quel tempo lì era veramente nuova, ad Osson di Treviso, quindi partiamo in casa qui in provincia, e solo per dirvi, dopo pochi mesi si incendia il capannone. È rimasto un caricabatterie di un utensile per la notte acceso lì, si incendia, un disastro totale, quindi tutto carbonizzato, tutto nero, quindi insomma in realtà il 14 era da cancellare perché la vera partenza è stata il 15. 2 intuizioni: la bicicletta elettrica sicuramente, e ripartire con il marchio Fantic completamente ex novo, perché la riprogettazione delle moto Fantic, la riscoperta di un grandissimo brand come Caballero e quindi la strutturazione di una moto Caballero, e ve lo devo dire veramente in poco tempo, anche se è un caso particolarmente interessante, funzionano cioè l'e-bike, e funziona molto anche la moto. Questo è Fantic che cresce anno dopo anno. L'anno scorso, come dicevo, ha 2 risultati che a me piace citare. Uno dal punto di vista di fatturato, perché agli imprenditori piace spendersi sulla dimensione, però in realtà la cosa più importante è che ormai raggiungiamo 500 collaboratori, un'azienda che non c'era, 500 collaboratori. Nel dicembre del 20 compriamo motori Minarelli da Yamaha, quindi compriamo dai giapponesi motori Minarelli a Bologna, una fabbrica di 30.000 metri quadrati, bellissima, grandissima e bellissima. E quindi oggi sposta l'headquarters a Santa Maria di Sala, dove facciamo biciclette, ricerca, sviluppo e reparto corse, e il reparto produzione motori e moto a Bologna.
Quest'anno ancora forte di successi, ci sono dei lanci molto importanti perché nel frattempo Fantic, il settore enduro, diventa di nuovo iconico e ha un successo incredibile sul mercato. Il problema che abbiamo in questo momento è consegnare, non è un problema di ordini, è solo consegnare. E lo stesso dall'altra parte ci sono le due vie che si stanno aprendo, quindi la bicicletta elettrica e la motocicletta. Vinciamo le corse enduro, Fantic si presenta negli ultimi, da 2 anni a questa parte, ritorna nelle corse enduro, vince motocross, vince nella sua categoria, e ve lo dico così con grande orgoglio per quello che hanno fatto loro, senza dubbio, ma le prime 3 gare che si stanno svolgendo adesso, che si sono svolte domenica scorsa, la terza gara di motocross, siamo primi e secondi, di fronte, davanti a KTM, davanti a Yamaha, davanti a Beta, quindi a giganti da questo punto di vista. Con il lancio di un brand nuovissimo, abbiamo il licensing di una bicicletta che è strepitosa, che è Francesco Moser, una bicicletta in carbonio tutta Fantic, bellissima, e con una proiezione quest'anno che ci fa superare abbondantemente i 200 milioni, incrociamo le dita, con una proiezione di budget presentato a un paio d'anni di fare un'azienda da 400 milioni di euro. 800, 400, ma non è in 1000 euro, l'altro diciamo a qualche zero in più. È successo perché c'era Venetwork? Allora, in parte voglio dire sì. Poteva succedere altrimenti? Io non lo so, questo non posso assolutamente dirlo, però Mariano può rispondere a questo e chi ha collaborato in maniera attiva, chi ha investito. È chiaro che è stato un caso di successo anche dal punto di vista di investimento, il ritorno sull'investimento vi dico che è notevole, di più di quello che è il tradizionale. Certo. Però quello che mi piace raccontare è che è un'impresa che è esistita, il modello di Restartup ha funzionato ed è incredibilmente replicabile. Ed è esattamente quello che secondo me va trasmesso questa sera. Noi forse non abbiamo ancora compreso qual è il potenziale di questo territorio. Io penso che qui abbiamo sempre la volontà di raccontare i casi singoli come è successo e non riusciamo a capire quanto invece sia l'espressione del potenziale dell'insieme. Io credo che sia successo così rapidamente in Fantic perché non è un'azienda padronale. E oltre un'azienda managerializzata, per forza managerializzata. Però questo elemento dell'azionariato diffuso, questa azienda di capitali diffusi e con la partecipazione degli imprenditori che aiutano a comprendere anche come si può sviluppare il modello, io sono assolutamente certo che sia tra i segreti di Fantic. Il tema è come replicare Fantic. Chiudo dicendoti che adesso tenete conto che noi abbiamo una struttura di un direttore generale che lavora con noi da 1 anno, una segreteria di direzione perché non ci sono altri, il costo della nostra società è 0, è sempre stato così, e quindi non abbiamo iperstruttura, siamo noi in buona sostanza. E adesso stiamo cercando di investire in un cluster specifico che è quello dell'occhialeria, abbiamo già 2 aziende e stanno arrivando altre 3 aziende per costruire una supply chain importante del settore dell'occhialeria, quindi non andiamo col brand Griff, non andiamo ad intaccare i progetti dei grandissimi che sono già ovviamente sul mercato, ma cerchiamo di fare quello che siamo capaci qui, organizzare una supply chain di grandissimo livello, di grandissima espressione del Made in Italy o Made in Veneto in questo caso. Quindi è l'altra idea di tentativo sul modello di Restartup, aziende esistenti, con l'idea addirittura dell'integrazione e della sinergia tra le aziende di questo cluster. E anche qui vedremo se riusciamo ad arrivare alla dimensione che forse è l'espressione del caso di successo. Bene, grazie intanto per queste precisazioni sul caso Fantic. Adesso, anche utilizzando le domande che stanno arrivando, che la regia ci mette su questo quadro, proviamo a entrare nella boardroom di Fantic. Quindi 3 cose, sintetizzando alcune domande che sono arrivate. 1, chi fa parte dei board, dei consigli di amministrazione, non i nomi e cognomi, ma le tipologie di queste aziende? Perché quando si dice che le imprese del nostro territorio non sanno aprire
i consigli di amministrazione a consiglieri più o meno indipendenti o ad altre figure. Qui siamo di fronte a imprenditori e imprenditrici che investono in V-Network e che poi le stesse persone in maniera collaborativa vanno negli organi di governance delle aziende partecipate, che è anche un modo per rimettere in circolo le conoscenze, le skill, le esperienze di successo di persone che possono reimpiegare, un po' come un concetto di circolarità, no? Le loro competenze in altri contesti. Allora, cosa succede dentro il consiglio di amministrazione? Io qualche volta mi sono affacciato ed è un'esperienza strepitosa, perché vedi realmente intelligenze imprenditoriali al servizio di un business che collaborano in maniera fattiva. Allora, cosa succede? Come si decide? Come si decidono gli investimenti? E l'altro aspetto, quanto V-Network incide sulle strategie delle aziende di cui prende delle quote. Perché l'altro aspetto è: ma chi investe dentro le singole imprese? Ha detto che V-Network arriva al 10% circa? E gli altri soldi degli investimenti chi li mette? E perché? E come? Prego. Beh, allora, non so se avete esperienze con aziende magari più strutturate, questa è come se ci fosse un'azienda, una singola azienda con un amministratore delegato e 10 consiglieri indipendenti, che è esattamente, diciamo, il caso che non esiste in nessun tipo di azienda. Di solito è esattamente il contrario, l'espressione della proprietà è magari un consigliere indipendente. Quindi i consigli di amministrazione sono fatti dagli imprenditori, cioè dagli investitori, cioè dagli appartenenti, quelli che hanno investito e che appartengono al network, tutti imprenditori. Hanno esperienza specifica in quel settore? No, però hanno esperienza tutti di impresa. Non abbiamo mai avuto problemi a chiederci chi partecipa, abbiamo avuto un problema contrario, a chi escludere nei consigli di amministrazione, perché siamo come minimo 9, ci sono consigli di amministrazione che sono anche un po' più larghi, e teoricamente, diciamo, usiamo il numero dispari, ma non in difetto ma in abbondanza da questo punto di vista. Quindi siamo noi a gestire i consigli di amministrazione, che vengono guidati in maniera manageriale, ovviamente da chi ha la responsabilità, l'amministratore delegato, che a volte è anche socio o a volte è un amministratore delegato in maniera indipendente. La selezione viene fatta da noi, quindi ci vengono proposte ovviamente le opportunità che adesso vengono strutturate grazie all'apporto della direzione generale, una persona estremamente, Gianni Nardelotto, che insomma è un professionista da questo punto di vista, che ci aiuta nella selezione, importante perché adesso arrivano molte opportunità, e poi alla fine, anzi racconto il contrario, dall'inizio noi pensavamo anche di dotarci di un comitato tecnico, per come fanno ovviamente i private equity, le persone, cioè le strutture finanziarie già esistenti, no? E invece in realtà non è mai servito, perché alla fine la selezione l'abbiamo sempre fatta in casa. C'è un consiglio di amministrazione di V-Network che smarca l'opportunità di investimento, la sottopone a tutti i soci, se vogliono investono, altrimenti rimangono per forza soci di V-Network, perché è una società di capitali, società per azioni, e la NewCo, la nuova costituita che serve per andare a fare l'acquisizione, sarà partecipata da chi ha investito. Ecco, quindi concettualmente vuol dire, supponiamo che io sia uno dei 62, non lo sono, 63. ahimè, 63, non lo sono, anche se me l'avevi proposto all'epoca, ma dicevo mi sembrava improprio entrare con la mia piccola quota, che sarebbe stata una quota insignificante. Ma al di là di questo, quindi siamo 63, abbiamo individuato un'azienda di cui fare il restart-up, giusto? Chi ci mette il denaro? Tutto V-Network per fare l'investimento? La mettono i singoli imprenditori, che hanno una credibilità enorme, una reputazione enorme, con l'elemento abbastanza nuovo, che in realtà il network ha molta reputazione, quindi devo dire la verità che negli ultimi investimenti si fa la famosa leva finanziaria, perché siamo corteggiati da diversi istituti bancari che vogliono partecipare, ma mi sembra anche logico, pensate anche da chi ci mette capitale. Ha una parzializzazione del rischio. Certo. Ha l'idea che comunque
Può fallire quell'azienda? Beh, insomma, prima che fallisca la reputazione di tutti quegli imprenditori che ci hanno messo qualcosa, alla fine saranno gli imprenditori stessi che insomma coprono. C'è un elemento possibile che questa azienda abbia un modello a cui spingono tutti di imparzialità, managerialità, attenzione specifica? Beh, insomma, meglio quando un'azienda è partecipata da così tante persone o ha una trasparenza totale nella sua esecuzione e anche nella modalità di comunicazione delle informazioni, o altrimenti sono gli stessi investitori che poi richiedono questo. Quindi in realtà è un sistema win-win. Il mio obiettivo era riuscire ad arrivare a 100 soci e almeno 100 milioni di euro. Siamo 63 soci, 64 perché oggi ho fatto un incontro, quindi ce n'è un altro che entra. Però in realtà ho sbagliato su una cosa, perché quest'anno superiamo abbondantemente i 300 milioni di euro, abbondantemente, quindi diciamo ho sbagliato sulla cifra, sono stato un po' troppo pessimista in questo, però l'elemento è che non c'è una dimensione, a quanto si può arrivare, a cosa si può arrivare. Possono esserci altri network, può esserci qualcosa che di replicabile, ma certo, ma e chi è protagonista? Se alla fine io vi parlo perché sono un 63esimo e perché rappresento il board in qualità di membro, ma io ormai ho un ruolo come gli altri, meno di altri sicuramente, ci sono delle persone eccellenti, bravissime, che si impegnano anche di più da questo punto di vista, però vi dico una cosa mia personale, io ho imparato tantissimo, dalle cose che abbiamo fatto insieme, io ho cercato di investire con quello che potevo, in tutte, mi è dispiaciuto non investire di più in alcune che sono andate in maniera favolosa, però in realtà per la mia attività imprenditoriale è stato un'università, un master continuo, è così, tanto è vero che io insomma ho avuto quella società che era piccola, ho avuto la fortuna poi di farla crescere, di venderla nel 16 e poi contaminato, perché è una continua confronto e contaminazione, non sono riuscito a smettere, perché poi alla fine ho comprato altre 5 società e quindi io ho fatto un mio percorso parallelo. Ma questa sovrapposizione non c'ha niente di competizione, niente. È un elemento che funziona per tutti e moltissime persone, qui non spendo nomi, ma moltissime persone all'interno del network hanno imparato un sacco di cose. Certo. Ci sono dei casi di successo che io ne ho la certezza, di persone che non erano così, ma quando hanno frequentato gli altri, quando alla fine sono stati aperti nella discussione, io sono assolutamente certo che quello che hanno imparato sono riusciti a metterli, perché era quell'espressione del potenziale che dicevo, sono riusciti a metterli in pratica e hanno costruito dei casi incredibili fuori dal network. Non c'è un elemento di costruzione di competizione da questo punto di vista, la condivisione da quell'altro punto di vista, la contaminazione è quell'insegnamento tale che noi spesso non riusciamo a costruire nel nostro modello di impresa, perché siamo non solo selettivi, ma in un certo momento siamo anche esclusivi, vogliamo lasciare fuori tutto, abbiamo paura di condividere certe informazioni, abbiamo paura che gli altri possano essere i nostri prossimi competitor o che ci possano rubare l'idea. Pensate che qui questo tema non esiste, perché proprio non può esistere, non per solo esclusivamente volontà, ma perché per sua radice ovvia di partecipazione a tutti, condivisione degli stessi tipi di informazioni, non può esistere. Quindi questo elemento, chiudo, secondo me imparare che cos'è una cosa larga, tipo un networking, imparare un tema che forse è difficile esprimere con una parola, imparare un modello nuovo di impresa, aiuta a fare quel tipo di impresa e aiuta anche se stessi ad avere una visione diversa di come si conduce un'impresa, avere anche un'idea completamente, a fare quell'esperienza che altrimenti ci vogliono anni, fatica, ci vogliono fallimenti, ci vogliono ferite, per riuscire ad ottenere gli stessi identici risultati. È learning by interacting, learning by imitating, quindi partecipo ai consigli di amministrazione e vedo, imparo e magari poi trasporto dentro la mia azienda. Con queste argomentazioni, e poi prego la regia di cancellare la domanda 6, come incide The Network nella strategia di rilancio delle partecipate? Inserendosi nella governance e individuando le figure apicali. L'altra domanda interessante che viene fatta è la numero 7, poi appunto chiedo alla regia di cancellarle così le eliminiamo.
dice questo: la condivisione dei piani aziendali non rischia di far perdere vantaggi competitivi vista l'ampiezza dei soci del gruppo e i settori di appartenenza? Cioè fondamentalmente uno vede che c'è un'opportunità di business, coglie la possibilità di investire e poi investe di suo lasciando per strada opportunisticamente a suo favore the network. Bisogna tenere in considerazione un elemento importantissimo che è quello reputazionale. Tu quando sei inserito in una struttura dove tutti si conoscono e hai anche ovviamente un ruolo importante perché hai le tue imprese, quindi sei riconosciuto, conta di più reputazionalmente farti tua quella cosa e isolarti, o conta di più essere all'interno del network e rinunciare magari all'opportunità che quella cosa fatta a te da solo poteva ottenere qualcosa di più? In realtà quello che si porta a casa è la conoscenza. E la conoscenza, per esempio, quanti di voi hanno un'esperienza verticale sul loro settore, sono dei numeri uno, però fuori da quel settore non conoscono niente. Questa esperienza qua dà l'opportunità di vedere decine di settori. E guardate che nell'80% della conduzione dell'impresa c'è una sovrapposizione totale. Il resto è la specificità, ovviamente settoriale, ma sul resto è tutto identico. E la cosa che stupisce di più è che nella dimensione, fare un'azienda da 10 milioni, da 100 o qualcosa di più, vi garantisco che è tutto tremendamente identico. Ed è esattamente il messaggio che io vorrei cercare di sperimentare con un professore e ovviamente con chi ci ascolta. Noi non siamo arrivati da qualche parte. È un percorso che può in un certo senso rendere curiosi perché effettivamente ha qualcosa da spendere. Il numero è grande, per questo territorio è un numero grande. Però in realtà è un elemento che per me resta ancora, diciamo, qualcosa di inesplorato. Io credo che non abbiamo ancora capito qual è il potenziale. Io penso che si possa fare una cosa veramente più grande. Io penso che questo territorio è un elemento quasi come fosse l'attività cerebrale, della sinapsi cerebrale. Abbiamo ancora collegato pochi punti, l'attività neuronale è ancora, diciamo così, latente. Io sono convinto che possa diventare una nuova fase e che quello che ci può stupire è l'elemento proprio della costruzione dei casi, dei tanti casi, l'accelerazione. Io sono convinto che per esempio questa nuova fase sarà quella di una forte accelerazione. Quest'anno lo vedremo perché quest'anno facciamo almeno 5 acquisizioni e non è mai successo nella vita del network, non è mai successo, ed è un nuovo test, è un nuovo stress test perché riusciamo a capire ovviamente che cosa significa salire dal punto di vista di numero di attività, di complessità, perché è il numero di attività. Certo. Okay? E questa sarà una nuova unità di misura per capire, per porsi un limite, che ovviamente rimane un limite di persone, perché questo territorio non ha espresso realmente quella che è l'opportunità. Non l'ha ancora espressa. Non l'ha ancora espressa. O non l'ha espressa in me con modalità diciamo più adatte alle sfide di questo primo scorcio di terzo millennio. E con quali criteri vengono selezionate le imprese in cui investite? L'abbiamo detto, quindi sono gli stessi soci che in qualche maniera le valutano. Come avviene l'exit dalle partecipate? E ultima domanda, bisogna essere grandi per partecipare, per far parte del network? Quindi una persona ha chiesto: chi entra nel gruppo entra per dimensione dei capitali disponibili, per le competenze o per entrambe? Quindi con questi tre concetti come si esce? Che caratteristiche deve avere la persona che entra, anzi con questi due quesiti direi che possiamo chiudere, a meno che non ci siano altre osservazioni o note. Possiamo poi chiudere la nostra conversazione ridando la parola poi, quando sarà il momento, non adesso, al vicepresidente Stevanato, e poi ci salutiamo. Prego. Allora c'è un detto, parto dal mezzo, c'è un detto che è la testa che fa la tasca e non la tasca che fa la testa. Quindi in realtà la caratteristica ideale è ovviamente la capacità della persona, l'espressione proprio di che cosa significa saper guidare aziende. Essere imprenditore, che vuol dire magari anche un'esperienza manageriale, ma il fatto tra manager e imprenditore, ovviamente sapete che
è molto relativo, diciamo, certo. l'elemento in alcuni di contesti è differenziazione. labile, ecco. Quindi è chiaro che siamo in una fase diversa e quindi la capacità di investimento è importante, non lo posso negare, quindi alla fine stiamo facendo un salto ulteriore e quindi è importante che chi partecipa abbia anche la possibilità di investire. Non c'è una formula di exit, perché se si trova la formula di exit significa che dai una durata specifica alla vita dell'azienda. Ma ha senso dare una durata dell'azienda se l'azienda in realtà non conosce passaggi generazionali, perché le persone hanno un problema di passaggio generazionale, non le aziende. Le aziende hanno solo un problema di ciclo di vita, che si spegne, è una curva, si può riaccendere, fase di restart up, o addirittura può finire per situazioni di contesto. E quindi l'elemento dell'exit è sempre una questione personale. Come si fa a uscire da una situazione del genere? Nelle società di operazioni come si fa a uscire? Si vende. Prendi le tue azioni e le metti in vendita. È più facile vendere in un contesto dove si ha 63 soci o in un contesto dove si hanno 2 soci conflittuali o si è da soli e si cerca mercato? La risposta penso che ce l'abbiate in tasca. È più interessante vendere un'azienda che è partita da 0 e l'anno scorso ha fatto 150, quest'anno 230 e tra 2 anni farà 400? Quando è il momento giusto di venderla? Oggi, ieri, domani? La risposta vera è che non dipende dall'impresa, dipende sempre dalle nostre esigenze e dipende dalla vita personale e dall'aspettativa personale. Bisogna estrapolare quell'elemento della costruzione dell'equazione successo, azienda che guadagna, imprenditore che guadagna, fatturati, dimensioni. Bisogna riuscire a capire invece qual è l'elemento potenziale che può esprimere quell'azienda o quel cluster che fa iniziare l'azienda. Siamo all'inizio epocale di trasformazioni che sono affascinanti. Quindi non c'è più una questione dimensionale, non c'è più una questione dimensionale, perché le prossime imprese sarà stupefacente in che tempo riusciranno a diventare grandi. Il tema è che alcune di queste non riusciranno a diventare grandi non perché non glielo consenta il mercato, ma perché non glielo consentirà chi le guida. È un tema sempre di persona, quindi noi dobbiamo trovare questa soluzione, come possono essere tanti, questo è un esempio, questa soluzione nella idea di condivisione, proprio lasciando libera l'espansione dell'impresa al di là dell'aspettativa del singolo. E questo è un elemento non facile, perché rinunciare al proprio per condividere con altri ti dà un senso che tu appartieni, ma allo stesso tempo non sei tu l'assoluto protagonista. Il protagonismo qui è del network e anche la costruzione e la risposta che abbiamo cercato di voler dare, che fare networking qui non solo è possibile, ma proprio per come è la radice di questo territorio, per come è l'espressione di questo territorio, ha una facilità rispetto a tanti altri posti nel mondo. Certo. Io credo che siamo all'inizio. Quella cosa che mi incuriosisce di più, tu hai fatto quella cosa puntuale, storica, fantastica, di cui non mi ricordavo assolutamente niente, però io credo che sarebbe interessante che ognuno di voi rispondesse quale può essere la slide successiva. Cosa sarà il 23, cosa sarà il 25, il 30, con chi? Se c'è un elemento dal punto di vista ovviamente c'è una preferenza se possono avvicinarsi dei giovani. Certo. Da questo punto di vista, se c'è un senso di una dimensione, se può esserci un elemento di riconoscimento di capitale, se può essere una forma diversa di una grande azienda che non è un'azienda, ma è un contenitore di molte aziende. Cioè se si può dare una dimensione a una cosa a cui non siamo abituati, perché tipicamente la consideriamo sempre con numero di partita IVA, persona che la guida, caso di successo dell'imprenditore, e invece se possiamo dare una dimensione larga e dire che si appartiene a questa dimensione larga. Penso che convenga a tutti, l'elemento che ci portiamo a casa, che mi porto a casa io, sia come investitore e partecipante a questo network, è che per me è stato l'insegnamento che mi ha concesso di imparare di più, quello che non avrei potuto fare in una sola vita imprenditoriale.
e ovviamente averlo condiviso con chi ha capito questo tipo di aspetto. Bene, grazie Alberto. Non mi è chiaro se c'è il vicepresidente Marco Stevanato collegato. C'è sempre Marco. C'è, grazie. Allora Marco, ti do subito la parola, solo un attimo che provo a sintetizzare due cose, e che sono queste. Le ultime cose che ci ha detto Alberto ci permettono di collocare, di aggiungere un ultimo significato all'esperienza di V-Network, che può rappresentare una way out e un restart-up di carriera per posizioni imprenditoriali, imprenditori e imprenditrici che a una certa età possono agevolare il passaggio generazionale ripensando la way out per se stessi o per se stesse, trovando un nuovo mestiere. E il nuovo mestiere è diventare consigliere o consigliera di amministrazione in una o più aziende del network, magari diventando poi socio diretto, e quindi un'evoluzione del ruolo imprenditoriale inedito e, lasciatemelo dire, adatto al terzo millennio a cui prima non ci avevamo pensato. Allora io ringrazio Alberto. Ci siamo conosciuti per caso in quel lontano luglio 2010 e io mi ricordo, insomma, l'esperienza di provare a fare il sarto, a mettere attorno a queste idee ancora informe qualche significato. È stata un'esperienza per me entusiasmante concettualmente. Andare a fare il commerciale della tua idea, perché in quelle serate a Pianiga e a Villa Condulmer, alla fine della fiera, dovevamo fare questa cosa. È stato però anche per me un modo per passare, per vedere in che modo prendere i concetti e renderli fruibili per generare processi di cambiamento irreversibili, originali, inediti e che ci meritiamo, e si merita il nostro territorio e le nostre comunità.